Profughi, accoglienza in Veneto, i sindaci dell'Alto Vicentino pronti ad ospitarli, a Perarolo di Cadore difficile integrazione. Il comune di Perarolo di Cadore nel Bellunese da anni mette a disposizione un appartamento per rispondere all'emergenza profughi, ma i 2 giovani afghani ospitati, dicono in comune, non rispettano i patti, non sono disponibili a dare una mano, non fanno i lavori di piccola manutenzione del territorio. Angelo Pangrazio. A Perarolo i 45 immigrati residenti sono integrati nella piccola comunità di 380 abitanti. Nel palazzo del comune, dove nel 1881 soggiornarono Margherita di Savoia e Vittorio Emanuele, da anni un piccolo appartamento al piano terra è stato messo a disposizione per far fronte all'emergenza profughi. Da 2 mesi ci abitano 2 giovani afghani richiedenti asilo. In comune non sono affatto contenti. Riteniamo di dover riappropriarci dell'immobile e di destinarlo a chi veramente ha bisogno all'interno della nostra comunità. Voi avete già comunicato questa volontà alla prefettura? Noi l'abbiamo comunicata a chi attualmente li gestisce, che è una cooperativa, mentre prima gestiva direttamente il comune per il tramite, adesso vengono gestiti da una cooperativa con la quale noi abbiamo un accordo che si dava in uso gratuito l'appartamento completamente arredato, però con la condizione sine qua non che potessero dare una mano in piccoli lavoretti interni alla comunità. Ragazzi lavativi? Siamo andati a trovarli mentre preparavano il pranzo. Ci hanno raccontato il lungo viaggio via Turchia, Grecia, Serbia, Ungheria. Perarolo ovviamente è solo una tappa nella ricerca di un futuro migliore e l'aiuto alla comunità che li ospita, un gesto di riconoscenza? È un bel paese, qui stiamo bene, ci dicono, ma pensano sempre di andare altrove, il Cadore non è la meta, il viaggio non è concluso. L'accoglienza ha un prezzo per tutti, ma ognuno se ne fa carico nella misura suggerita dalla propria coscienza.